Le tre frazioni siciliane, il Giro d'Italia è tornato sulla penisola con la 11ª tappa, la Palmi-Camigliatello-Silano, tutta calabrese. Una tappa lunga, 227 km, e dura in quanto oltre la metà del percorso si è sviluppato attraverso le asperità della Sila. Per la prima volta in questa 65esima edizione del Giro non c'è stata una conclusione affollata. Gruppetti frazionati si sono succeduti sul traguardo in salita di Camigliatello. Il successo di tappa è stato conteso da un terzetto formato dagli italiani Giovanni Renosto e David Cassani e dal francese Bernard Becas, fuggiti insieme ad altri tre compagni di fuga a 150 km dall'arrivo. Sul Gran Premio della montagna di Villaggio Mancuso, 80 km dal traguardo, i 6 fuggitivi transitavano con un vantaggio di oltre un quarto d'ora su un gruppetto di inseguitori comprendente tutti i migliori. Renosto, Cassani e Beccas restavano solo in testa e mantenevano all'arrivo ancora un margine di vantaggio. La pendenza finale frazionava il terzetto. Beccas, come abbiamo visto, vinceva a mani alzate, precedendo Renosto secondo e Cassani terzo. A 1 minuto e 36 secondi un gruppo di una ventina di corridori con i primi della classifica disputava la volata per il quarto posto. Sarà Giuseppe Saronni ad assicurarsi i 5 secondi di abbuono davanti a Prim. Moser conserva la maglia rosa davanti ad Hinault, staccato di 16 secondi, e a Saronni risalito grazie all'abbuono di oggi a 29 secondi. Domani il Giro farà una giornata di riposo.